Lo stadio è gremito in tutti gli ordini di posto. Gli sguardi speranzosi ed assetati di vittoria seguono i passi del coraggioso giocatore. Fantastico, grazie Antonio Banderas che per incredibilmente questa domenica, appunto, ecco, c'è anche la sigla, si è portato la sigla da casa, è venuto a trovarci qui in studio. Ciao Antonio, buona domenica. E allora, vuoi svelare ai nostri ascoltatori com'è che hai cominciato a far cinema, insomma, dai. Sì? Ogni volta che andavo in letto mi giuravo, voglio diventare ricco. Non voglio fare pitocco per tutta la vita. A provare a fare il cinema. Il cinema, ho capito. E ho preso e sono andato nella grande città. Allora, e lì abita un grande regista, Pedro Almodovar. Ci picchia, ho capito. Ma no quello lì, io. Ho suonato ding dong. Sì. Chi è? Chi è? Sono Toninho Banderas, ero piccolino. Toninho Banderas. Certo. E cosa ho avuto? Io voglio fare l'attore del cinema e voglio diventare un attore famoso. Ci picchia. E lui mi ha detto, hai detto da me. Come, scusa? Certamente, non sei Pedro Almodovar. No, sono il giardiniere. Come sono giardiniere. Rispondo. E come mai te sei della casa del Pedro? Perché io fai il giardino. Mi ha detto Pedro è in America per fare un film. Ci picchia. Torna tra un anno. Come tra un anno? Hai detto che mette un caretto, fai il film, torna. Allora sono tornato l'anno dopo. Stesso giorno, stessa ora. Sono Didò. Chi è? Toninho. E cosa ho avuto da me? Ancora? Voglio fare l'attore del cinematografico. E chi c'era? E perché me lo dici? Ci dobbiamo Pedro Almodovar? No. Chi era? Sondrio Spianchesalla. Scusa, è una telenovela questa, porta pazienza. E Pedro, dov'è? Pedro te lo ciamole sul water. Vabbè, allora me l'ha chiamato e mi ha detto vieni dentro. E mi sono messo in salotto, dico aspetta qua, no, lei te vai là. Ma l'ha fatto sentare sul bidet. E ho detto, senti Pedro, dico. Pedro, sì. Ho detto, vorrei fare l'attore cinematografico. E lui mi ha detto, vabbè, ascolta, vieni nel mio ufficio, che ti fisso l'appuntamento. Gli sguardi speranzosi ed assetati di vittoria seguono i passi del coraggioso giocatore che con fierezza si dirige impavido verso il disco di bianco gessato.